La produzione di rape in regione si concentra per lo più nel Basso Friuli e nel Goriziano. La raccolta inizia ai primi di ottobre, nel periodo in cui è disponibile la vinaccia, e il consumo termina a fine marzo. Una volta tagliate dalla parte verde, le rape sono poste in contenitori alternate a strati con vinaccia acidificata di uve nere. Un po' d'acqua aiuta la fermentazione. Lo strato superiore è sempre costituito da vinacce, tenuto sommerso da appositi pesi. Nei primi giorni è indispensabile controllare il livello del liquido per evitare che scenda. Nel caso è necessario aggiungere acqua o vino. Il processo di maturazione dipende dalla temperatura, deve aggirarsi sui 15-16 gradi e può durare da 1 a 2 mesi. A fermentazione ultimata, le rape vengono estratte, sminuzzate e confezionate, pronte per la cottura. La brovada è un piatto invernale tipico della cucina friulana, usato per accompagnare carni. Da sempre si sposa con il cotechino, il famoso musette, ma può anche essere gustata con diverse minestre.